Buonasera, alle principali notizie. A Camastra nell'Agrigentino 3 operai sono precipitati da un'impalcatura sollevata da un carrello telescopico. Stavano lavorando in un cantiere per la ristrutturazione di un'abitazione. 2 sono in gravi condizioni. A Palermo tentato omicidio alla Vucciria, 6 anni allo studente americano che 2 anni fa aveva accoltellato un giovane bengalese. A Catania resta in carcere l'uomo che ha tentato di uccidere a coltellate la ex moglie. La figlia della vittima dice: uscito dal carcere la minacciava di morte se non fosse tornata con lui. Crisi internazionale, il ministro della difesa Crosetto oggi alla Camera dice: rispettiamo i trattati ma non siamo in guerra, critiche le opposizioni. A Niscemi, a 2 mesi dall'emergenza, sono ancora bloccati i contributi per gli sfollati. Il comitato evento franoso denuncia risorse disponibili ma non distribuite. Caro carburanti, nuovo rialzo dei prezzi, automobilisti esasperati, preoccupazioni per l'economia dell'intera regione. Calcio per il Catania, la prima sconfitta casalinga. Il Picerno vince in rimonta al Massimino. Magro finora il bottino di Viali sulla panchina rossa-azzurra. Il Palermo crede ancora alla promozione diretta che resterà però distante 4 punti. Il big match di venerdì col Frosinone diventa decisivo. Eccoci, buonasera. E dunque a Camastra nell'Agrigentino 3 operai sono precipitati da un'impalcatura sollevata da un carrello. 2 sono in gravissime condizioni. Sentiamo Davide Sardo. 3 operai feriti in un grave incidente sul lavoro a Camastra nell'Agrigentino. L'incidente è avvenuto in un cantiere di un'abitazione privata in via Giovanni XXIII. I 3 erano impegnati nei lavori quando, per cause ancora da chiarire, sono precipitati da un'impalcatura metallica sollevata da un carrello telescopico. Stavano operando al primo piano. L'impatto è stato violento. Tutti e 3 sono rimasti feriti. L'autista del mezzo, sotto shock, ha accusato un malore. Immediati i soccorsi. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Agrigento, Canicattì e Caltanissetta. 2 sono in condizioni serie. Un 70enne è stato ritrasportato proprio a Caltanissetta. Nessuno al momento sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Intervenuti anche gli ispettori del lavoro dell'ASP di Agrigento. Adesso a Palermo il giovane turista americano, l'autore dell'aggressione del 14 dicembre del 2024 alla Vucciria. Oggi il giudice per le udienze preliminari ha condannato il giovane di 19 anni a 6 anni di reclusione per tentato omicidio. Maglio Viola. Dovrà scontare 6 anni di reclusione, 2 dei quali già scontati durante la fase del processo, il giovane americano di 29 anni, Joseph Decker, autore di un'aggressione culminata in un tentato omicidio avvenuto la notte del 14 dicembre di 2 anni fa alla Vucciria di Palermo. Decker, che quella sera era completamente ubriaco, era in vacanza a Palermo. Uscendo dal B&B, aggredì e colpì con una decina di coltellate un giovane bengalese di 29 anni. Aggressione e ferimento avvennero in via dell'Argenteria. L'unica motivazione sembra fosse proprio l'ubriachezza dell'americano, che in quelle stesse ore è stato ripreso più volte dalle telecamere di sicurezza andare avanti e indietro nel B&B dove alloggiava e poi fermato in zona Oreto mentre danneggiava un'autovettura. Dopo l'aggressione però, nonostante ubriaco, l'americano si era disfatto di coltello e abiti insanguinati gettandoli in un cassonetto. Il ragazzo ha ammesso le sue colpe, ha chiesto scusa con una lunga lettera e risarcirà il bengalese sopravvissuto all'aggressione. Per questo ha ottenuto le attenuanti e il GIP Patrizia Ferro lo ha condannato solo a 6 anni di reclusione. I difensori di Decker e gli avvocati Dario Falzone e Michele Della Vedova hanno annunciato che aspetteranno le motivazioni della sentenza per valutare se impugnarla in appello oppure desistere. Restiamo a Palermo per la strage di Monreale ad aprile dell'anno scorso, perché sono stati rinviati a giudizio Salvatore Calvaruso, Samuele Acquisto e Matteo Conti per aver avuto un ruolo nella carneficina costata la vita a 3 ragazzi durante una rissa degenerata in sparatoria nell'aprile del 25. Messe come parti civili le famiglie delle vittime, il comune e la regione. Il processo inizierà l'8 di giugno. Al centro la ricostruzione di una notte di violenza nata da un banale litigio.
Adesso a Catania invece resta in carcere dopo aver accoltellato l'ex moglie Giovanni Platania, l'uomo che la perseguitava dall'uscita dal carcere appena un mese fa ed accusato di tentato femminicidio aggravato. Roberta Lunghi. Resta in carcere Giovanni Platania, il 56enne accusato di aver accoltellato l'ex moglie a Catania, arrestato 14 ore dopo l'aggressione avvenuta per strada nel quartiere Picanello. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha convalidato l'arresto per tentato femminicidio aggravato. L'aggressione risale al 2 aprile scorso, quando l'uomo aveva inferto 12 coltellate alla donna ancora ricoverata con prognosi riservata alla clinica Morgagni di Pedara. Secondo il GIP l'uomo avrebbe agito con premeditazione. Dall'uscita del carcere l'8 marzo infatti aveva iniziato a perseguitare la donna cercando di convincerla a riallacciare la relazione. Le minacce erano arrivate anche a livello familiare. Una delle figlie ha raccontato che il padre minacciava la madre di morte se non fosse tornata con lui. La donna si sarebbe anche confidata con una conoscente poco prima di essere aggredita. Mi sta seguendo, diceva, non mi lascia in pace. Questa volta invece le minacce di morte, le sopraffazioni ai due anziani genitori per ottenere denaro per l'acquisto di droga era a farle un giovane che è stato arrestato a Pozzallo. Veronica Barbarino. Le mura domestiche avevano smesso di essere un rifugio sicuro e per quasi un anno sono diventate il luogo della paura, dove due genitori hanno vissuto chiusi in casa, ostaggi della violenza del proprio figlio in una quotidianità segnata dall'angoscia. Accade a Pozzallo, dove due anziani genitori hanno più volte chiamato in soccorso i carabinieri per difendersi da minacce, aggressioni e continue richieste di denaro da parte del figlio. Una violenza alimentata, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, da una grave tossicodipendenza. Il giovane infatti, nel tentativo di procurarsi soldi per lo stupefacente, avrebbe più volte aggredito i genitori, tra cui l'anziano padre affetto da una grave patologia invalidante, procurando loro anche lesioni alle mani e alle braccia. Il 27enne è stato così allontanato dai carabinieri dall'abitazione familiare e posto agli arresti domiciliari in un'altra struttura. Dovrà ora rispondere di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali aggravate, rapina ed estorsione. Rispettiamo i trattati ma non siamo in guerra, pronti a dire no quando le richieste sono contro la legge. Così il ministro della Difesa Crosetto questo pomeriggio ha illustrato alla Camera dei Deputati l'informativa urgente del governo sull'uso delle basi americane nel territorio italiano. Fra queste, lo ricordiamo, c'è Sigonella in Sicilia. Critiche e le opposizioni in aula. Orazio Longo. Nessun governo di nessun colore politico ha mai disatteso o anche solo ventilato in 75 anni l'ipotesi di non attuare i trattati fra Italia e Stati Uniti e noi continueremo a rispettare patti e accordi internazionali. Il ministro della Difesa Crosetto parla alla Camera dei Deputati per l'informativa urgente del governo sull'uso delle basi USA in territorio italiano dopo lo stop a Sigonella per i bombardieri diretti in Iran. Rispettare questi accordi non significa essere coinvolti in una guerra che, come tutti sanno, nessuno di noi ha voluto, ma rispettare degli impegni entro i confini dettati dalla legge e dalla Costituzione. Dati alla mano, Crosetto sottolinea che non si riscontra un aumento delle attività nelle basi negli ultimi 3 anni rispetto al periodo 2018-2022. In particolare sui mezzi a pilotaggio remoto a Sigonella si è passati dai 1293 del 2022 ai 338 del 2025. Il ministro ha poi richiamato il vincolo degli accordi e quello di segretezza che caratterizza i trattati internazionali e che il governo sta applicando in completa continuità con il passato. Noi siamo il semaforo che fa applicare delle regole internazionali. Dice sì quando sono possibili e no quando non è possibile. Per il resto non ci sono meriti da prendere, ma soltanto un'alleanza e dei patti che una nazione seria rispetta. Il segretario del PD Sicilia Barbagalla annuncia per sabato una mobilitazione davanti alla base di Sigonella per dire no alla guerra. Adesso torniamo a Niscemi perché dopo 2 mesi dell'emergenza restano bloccati i contributi proprio destinati agli sfollati. Il Comitato per la Frana denuncia risorse disponibili ma non distribuite. Giro Italia.
A più di 2 mesi dalla frana dello scorso 25 gennaio a Niscemi l'emergenza non è finita. Decine di famiglie evacuate dalla zona rossa continuano a vivere in condizioni di forte disagio, mentre i fondi raccolti per sostenerle restano ancora inutilizzati. Dopo la visita di Giuseppe Conte, il Movimento 5 Stelle aveva donato 300.000 euro destinati ai cittadini colpiti. A questi si aggiungono i 46.000 euro messi a disposizione dall'ANCI, oltre ai contributi di privati e di associazioni. Alcune di queste risorse sarebbero già disponibili nelle casse comunali, ma denunciano i cittadini non sarebbero ancora arrivate ai destinatari. Il Comitato Evento Frannoso Niscemi lancia così un appello alle istituzioni locali. Al sindaco, al presidente del Consiglio Comunale e all'intero Consiglio viene chiesto di intervenire con urgenza per sbloccare l'erogazione degli aiuti. La proposta del Comitato prevede criteri precisi. Si suggerisce un contributo di almeno 1.000 euro per ogni nucleo familiare composto da una sola persona, con una quota aggiuntiva di circa 200 euro per ciascun altro componente del nucleo residente nella zona rossa alla data del 25 gennaio 2026 e un ulteriore contributo di 200 euro per ogni familiare titolare di legge 104 o di età superiore ai 65 anni. Ciò che chiediamo inoltre è che i contributi vengano erogati fino a esaurimento delle somme disponibili. Un modello che ricalca quello del contributo di autonoma sistemazione già utilizzato nell'emergenza e che, secondo il Comitato, garantirebbe equità e rapidità nella distribuzione. Intanto, sul territorio cresce la tensione. Per le famiglie sfollate il tempo dell'attesa è finito. Adesso chiedono risposte concrete. A Catania un cittadino del Bangladesh aveva attivato 1 migliaio di schede telefoniche intestandole fittiziamente a persone straniere non residenti sul territorio nazionale. Le anomalie sono state riscontrate durante i controlli degli agenti della Polizia di Borgo Ognina. L'uomo è titolare di un internet point in via Gemellaro, nel cuore della movida catanese, e con questa attività illecita aveva guadagnato 7.000 euro, sequestrato il negozio, denunciato il titolare. Breve pausa e poi ci occuperemo del caro carburanti. Aumenta il prezzo della benzina in Sicilia, una delle regioni dove il carburante costa di più. C'è l'allarme delle associazioni, ma soprattutto preoccupazione di automobilisti e famiglie. Francesco Triolo. Il prezzo della benzina sale, per molti siciliani fare il pieno è diventato un vero salasso. Negli ultimi giorni il costo della benzina ha registrato nuovi aumenti, superando in alcuni casi soglie che preoccupano i consumatori. Anche stamattina benzina e gasolio hanno un nuovo rialzo in Sicilia. I prezzi medi regionali dei carburanti relativi all'ISRE pubblicati dal Mimit evidenziano il costo del gasolio self a 2,141 euro al litro e la benzina self a 1,8 al litro, con prezzi più alti al servito naturalmente. Rispetto all'ultima rilevazione di venerdì 3 aprile, il gasolio self è aumentato di quasi 5 centesimi al litro, la benzina di 2,3, con i listini che continuano a restare su soglie insostenibili anche dopo la proroga del taglio delle accise. Lei come sta affrontando questo caro benzina? Così, con 5 euro di benzina risparmiamo su tutto e dobbiamo fare. Quanto pesa l'aumento del costo della benzina nella spesa mensile? Diciamo che per chi ha giustamente una famiglia e ha maggiore esigenza anche lavorativa di muoversi in macchina, diciamo che è un costo aggiuntivo. Caro carburanti, quanto sta pesando? Assai. Abbastanza. E speriamo che si sistema questa storia, che siamo consumati. Preoccupazione espressa dal Codacons attraverso il segretario nazionale Francesco Danazzi per una stangata che pesa sul pieno, sulla mobilità, ma anche sul bilancio familiare, per gli effetti a catena sull'intera economia, dai costi di trasporto alla distribuzione delle merci fino ai prezzi al dettaglio e alla spesa delle famiglie. Chiesto al governo di affrontare il caro carburanti come una priorità nazionale. Ripartito da Palermo il treno Sicilia Express che riporta al nord i fuorisede definito da alcuni manifestanti il treno dell'esilio. In stazione intanto c'è stato anche un vivace scambio di battute tra l'assessore regionale Aricò e il parlamentare Faraone. Intanto si scopre che la Sicilia ha perso 12.000 abitanti solo l'anno scorso. Marco Gullà. In tanti partono, poche nascite e in pochi arrivano. Risultato? La Sicilia ogni anno perde almeno 12.000 abitanti. Una fotografia desolante. Sono molti, inoltre, i giovani che lasciano la propria terra. Questa mattina, in merito, la ripartenza del Sicilia Express verso il nord Italia. Perché sei andato via dalla Sicilia? Perché ovviamente avendo un bambino a carico ci dobbiamo dare da fare. La Sicilia non dà molte opportunità lavorative per poter crescere e andare avanti
per portare avanti tutta una serie di cose, però ci sono più probabilità al nord rispetto a qua. Si torna a casa, sì. Che vacanze sono state? Bellissime, a casa mia, da mia mamma, i miei fratelli, belle. Purtroppo sì, la lascio proprio a malincuore, ancora adesso. Nell'occasione un gruppo di giovani assieme al parlamentare Davide Faraone ha manifestato a Palermo con una fazzolettata la ripartenza del treno che associano al calo demografico dell'isola. Ancora più drammatico è il fatto che le istituzioni pubbliche non accompagnino in alcun modo i ragazzi né per stare qui e quindi con la possibilità di crescere nel luogo dove sono nati, ma dall'altro lato anche chi decide scientemente di viaggiare lo fa a costi incredibili. Poi, all'arrivo dell'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Laricò, lo scontro si accende. Siete ridicoli, siete ridicoli, questi signori. Siete ridicoli, è una barzelletta sto treno, ma occupatevi del caro voi, occupatevi delle cose serie, non di questa buffonata. Violenza e dipendenza da video tra i più giovani sul banco degli imputati social. Il governo prepara così un disegno di legge per vietarli ai minori di 15 anni. E allora vi proponiamo un nostro sondaggio. Il divieto trova il consenso di molti, ma ci si chiede se si potrà applicare. Ci dice tutto Desiree Ferlito. Una generazione sempre più connessa, ma anche sempre più esposta. E allora la domanda è netta: protezione o proibizione? Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara apre il dibattito e propone di vietare l'uso dei social ai ragazzi al di sotto dei 15 anni. Un'idea che nasce da un'esigenza concreta: arginare fenomeni sempre più diffusi tra i ragazzi, dal cyberbullismo alla dipendenza digitale fino ai rischi legati all'esposizione precoce online. Quanti anni hai? 14. Ce l'hai TikTok? Sì, ho perso tempo, mi piace. Tu non ne hai TikTok, perché? Perché non mi piacciono usarli, non mi piace neanche usare i social. È difficile vietare, soprattutto con i ragazzini di oggi che la tecnologia, diciamo, sono molto esperti. Non so se si riesce a ideare un metodo che realmente funzioni. Tra le pieghe della proposta emerge di fatti un nodo cruciale: quanto è facile arginarla? Come hai fatto a registrarti? Io ho messo la mia mail e ho cambiato soltanto la data. Se fanno la registrazione loro è normale che magari possono mettersi maggiorenni e quindi poi magari andare a contenuti che non sono adatti a loro. Bisognerebbe avere molto tempo da impiegare per riuscire a non farli entrare nel mondo dei social a quell'età. E allora il vero nodo diventa un altro: è giusto spegnere la connessione o insegnare a usarla? I social sono davvero il male di tutto? Sgomento, preoccupazione e paura dopo l'accoltellamento di una professoressa da parte di un 13enne. Tutte questi bambini che comunque tipo che non si mostrano in viso, che alzano mani, cioè danno un messaggio comunque brutto alla società. Perché la sfida non è solo tenere i ragazzi lontani dai social, ma prepararli a starci dentro senza perdersi. Siccome cammino con la moto, capita che resto per strada, se telefono a casa e dice sai, stai per strada, per questo, ma poi non lo uso per niente. Ci fermiamo, breve pausa, la pagina dello sport con il calcio, la sconfitta del Catania in casa col Picerno e poi invece anche il Palermo che si prepara ad affrontare il Frosinone. Il calcio, il Catania perde con il Picerno in casa, magro, finora il bottino di Viali sulla panchina rossa-azzurra, una vittoria, un pari e una sconfitta. Marco Carli. Al Catania i conti non tornano. In 2 partite interne 3 gol subiti, un pari e una sconfitta. E poi la solita questione della coperta corta, che al momento però scopre da entrambi i lati, perché se da una parte si vede una squadra che riempie maggiormente l'area ma che però alla fine non colpisce, un male antico che ritorna, dall'altra le distrazioni difensive sono diventate troppo numerose e i rischi pure. Poi c'è l'aspetto mentale. La squadra gioca bene per un quarto d'ora, 20 minuti, segna con D'Ausilio. Dopo l'1-1 del Picerno perde le sue convinzioni. Il risultato è un secondo tempo complicato con gli avversari in vantaggio e chiusi e il Catania che sbatte contro il muro. Siamo passati da fare una prestazione anche spumeggiante, molto qualitativa, a, diciamo così, a
a cominciare a rallentare le giocate, essere condizionati, essere meno sciolti, e questo chiaramente diventa più complicato. Poi c'è la questione della responsabilità, che è di tutti. Se l'allenatore ha bisogno di tempo per impartire i suoi dettami, fanno discutere alcune scelte, alcuni giocatori messi un po' da parte. La società ha deciso per il cambio di rotta in panchina, ma è chiaro che anche qui i conti sulla gestione della stagione, soprattutto dopo l'acquisizione di Torre del Grifo, saranno fatti alla fine sulla base della promozione o meno. E poi ci sono i giocatori, se sopravvalutati o no, questo è un altro tema. E torniamo alle responsabilità. A Catania non possono non esserci, accomunano tutti. A Crotone mancheranno Casasola e Jimenez per squalifica. Il Catania dovrà dare un segnale non solo tattico ma anche mentale, perché ad aprile le preoccupazioni sono ancora più delle certezze. In Serie B il Palermo continua a vincere, ma la zona della promozione diretta resta sempre distante 4 punti. I rosanero che però si preparano per la grande sfida di venerdì a Frosinone, che a questo punto diventa decisiva. Marco Gullà. Il Palermo, dopo la vittoria casalinga sull'Avellino, resta quarto in classifica, anche se riesce ad accorciare dal Monza, ora distante 2 punti. Restano invece 4 i punti di distanza dal Frosinone, che è secondo, tra l'altro prossimo avversario dei siciliani. Venerdì, proprio allo Stirpe, sarà in programma lo scontro diretto tra Frosinone e Palermo. Se i rosanero vorranno dare una sterzata netta e concreta per la promozione diretta, devono centrare un solo risultato, la vittoria. E proveranno a farlo con un Ranocchia tornato ai livelli di 2 anni fa, con già 5 gol all'attivo in tutto il campionato. È un obiettivo che mi ero posto già da inizio stagione, che mi pongo sempre all'inizio dell'anno, e sono molto contento di averlo raggiunto. E ancora il campionato, mancano 5 partite, quindi spero ancora di dare il mio contributo. Sospiro di sollievo riguardo alle condizioni di Iorone. Negli accertamenti clinici hanno escluso lesioni muscolari dopo il cambio al 57° della gara contro l'Avellino. Il portiere finlandese si è fermato in tempo, non ha appena avvertito fastidio alla gamba destra, e la sua presenza per la sfida contro il Frosinone non sembra a rischio. Anche per Palumbo si è trattato solo di semplici crampi, che non preoccupano in vista del prossimo impegno, così come per Bani e Ceccaroni, usciti anzitempo durante l'ultima sfida solo per segni di affaticamento che dovrebbero essere smaltiti rapidamente. La Regione parteciperà al finanziamento dei lavori di rifacimento dello stadio Renzo Barbera di Palermo in vista dei campionati europei del 2032 che la città si candida ad ospitare. Per la riqualificazione sono previsti circa investimenti per 300 milioni di euro che saranno garantiti da una compartecipazione pubblico e privato. Prima di chiudere un'altra notizia, perché a Messina è stato incendiato il furgoncino del Comitato Italiano del Reinserimento Sociale. Non si tratta del primo episodio, un altro uguale. 3 anni fa, dicono i responsabili appunto del comitato. Il mezzo è necessario per gli spostamenti delle donne e dei bambini ospitati in una casa famiglia. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e buona serata.